Come ospite della serata abbiamo Alberto Lavoradori, fumettista e per questa occasione anche autore del soggetto e dei disegni del suo ultimo libro Orti, che ci presenterà appunto questa sera. A moderare l'incontro sarà Claudia Onisto di Padova, giusto? Che ti ringraziamo per essere qui e per la tua disponibilità. E quindi vi auguriamo a tutti un buon ascolto e ci salutiamo dopo alla fine. Intanto lascio la parola a Claudia che introdurrà l'incontro. Ciao a tutti, ringrazio tutti i presenti per essere qui e vi dico siete fortunati perché abbiamo qui un illustratore, ma che non è solamente illustratore a mio avviso, è un artista a 360 gradi e in quest'ora capiremo il perché. Allora, abbiamo deciso di supportare questa nostra chiacchierata con un supporto visivo perché giustamente è un'opera scritta ed illustrata e le avremmo tolto l'onore di essere un po' di approcciarci a quest'opera con una piccola finestra. Poi sarete voi a decidere di andare all'interno della tana del bianconiglio e vedere poi quello che è l'originale, esatto. Io presenterò un po' Alberto, che nasce a Mestre ma ha moltissimi riferimenti di vita a Venezia perché la sua famiglia ha lavorato, ha vissuto Venezia in prima persona, quindi Alberto si sente vicinissimo a questa città non solo artisticamente ma anche dal punto di vista umano. Dallo studio di Paolo Ongaro inizia la sua carriera lavorando per editori mainstream indipendenti, per cui ricordiamo Disney che è la più conosciuta, Comic Arc, Nuova Frontiera, e poi a un certo punto decide di prendere una via alternativa e di cominciare le edizioni di libri interprogettuali. Quindi sono edizioni non più mainstream ma di nicchia e io l'ho conosciuto proprio in questa fase perché lo conobbi approcciandomi al suo lavoro che fu Movie Man, un lavoro a due mani con l'artista Giorgio Finamore che anche lui è di Mestre, e mi accorsi subito che Alberto era un artista atipico, non rappresentativo canonicamente della nostra realtà, ma più strutturato sull'underground, sulle infrastrutture di pensiero che necessitano di riflessioni per capirlo, che era un po' la mia ricerca, trovare artisti o fruire di artisti che necessitassero di un po' di riflessione per comprenderli. E non ti ho ancora capito. Allora, neanche tu non ti sei capito. Allora, abbiamo deciso di farvi vedere un po' di illustrazioni e per entrare subito nel vivo di questa nostra chiacchierata. Allora, vediamo già un personaggio, io ve lo anticipo brevemente, si tratta di uno dei personaggi che già da Vetri è presente, ma viene, diciamo, ha un percorso creativo che nasce da tutt'altre parti. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui a questa presentazione. Grazie anche a te Claudia che sei venuta a supportarmi. E in pratica questo personaggio, allora noi abbiamo pensato di mettere anche un po' di immagini perché di solito qui si fanno sempre delle presentazioni di libri tra virgolette tradizionali, mentre questo è un prodotto un po' atipico perché non è un libro di fumetti, non è un libro illustrato, non è un libro tradizionale, è un ibrido e perciò ovviamente serviva far vedere un po' le superfici di questo lavoro e abbiamo messo delle immagini, ovviamente sono solo una parte, una piccola cellula.
Il personaggio che vedete qui, che parlava prima, che accennava la Claudia, è un personaggio che non nasce in questo ambiente, nasce su un allegato che si chiamava Alias Comics e che è uscito per vari anni dal 2017, è uscito 2017, 2018, 2019, fino al 2020, per 4 anni era un allegato del manifesto e usciva tutte le estati. Il redattore capo del manifesto che organizzava il lavoro di Alias Comics, che era questo allegato, mi domandò se volevo fare qualcosa per loro. È nato questo personaggio qui che aveva un altro nome ed è un personaggio negativo. Personaggio, diciamo, ispirato a un grandissimo caratterista inglese che si chiamava Donald Pleasence, e in questa rivista, in questo allegato, si chiamava Pleasence. Però siccome questo allegato è durato poco, è durato solo 4 anni, ma io mi ero affezionato a questo personaggio, mi sono detto lo continuerò a portare avanti e lo inserirò in altre situazioni, in altri contesti. Però ovviamente dovevo trovare come si può dire, l'ambiente giusto per inserirlo. Ed è uscito, il personaggio è uscito, sono riuscito a collegarlo quando ho incominciato a inserirlo dentro il contesto di Venezia. Perché? Perché una di queste storie che avevo presentato alle Comics era, in questo personaggio avrebbe avuto un'avventura all'interno proprio della città di Venezia. Il numero non uscì, però io decisi di trasportare questo personaggio in questo ambiente qui, in questa Venezia ovviamente un po' crepuscolare, un po' come si può dire, consumata. Viene definita post-apocalittica, sì. Ma è perché per far capire un po' il concetto della Venezia che tu hai in mente. Sì, che è una Venezia, una città ovviamente vista e rivista a modo mio, cercando di dargli un'impronta originale, perché poi l'intento nasce proprio in quel contesto lì, cioè nasce nel proporre qualcosa di risaputo, conosciutissimo, famosissimo, perché se tu vai in giro per l'estero e dici che sei di Venezia, capiscono subito da dove arrivi. Se dici che sei di Marcon o senza nulla togliere agli altri posti, la gente brancola nel buio. Sì. Allora, io ho notato questa cosa. Allora, il personaggio Pleasence assomiglia un po' ai personaggi della letteratura hard-boiled, quindi è questa sorta di funzionario, viene definito funzionario, e ha questo aspetto disilluso, disincantato. Ecco, la cosa che io noto di Alberto è che lui quando deve illustrare o comunque deve raccontare una storia non discerne mai il personaggio e il racconto e il background, non sono mai cose separate, hanno sempre un trade union, quindi secondo me questo personaggio che è disilluso, disincantato in una città che è materia però sgretolata, quindi anch'essa è disillusa e disincantata. Non è la Venezia canonica che vediamo noi nelle cartoline, non è rappresentata come una rappresentazione edulcorata di una città, ma è presente proprio la Venezia che è nella realtà, una città che ha una storia e non è per forza perfetta. Sì, infatti il vero scoglio era quello di rappresentarla come non è nelle cartoline patinate, nelle fotografie patinate che di solito si tende a osservare quando viene ripresa questa città. Cioè abbiamo cercato di dare ho cercato di dare una conformazione più, come si potrebbe dire, più realistica, meno realistica, ma più alternativa.
Io lo definisco uno spazio sovrasensibile, nel senso che riesce a far percepire la storia di Venezia negli abitanti, nei vari periodi che si sono che Venezia ha vissuto, quindi non è semplicemente una rappresentazione di una città come la vorremmo vedere utopicamente, è una città che comunque è sghemba, è storta, è sgretolata. Sì. Ho cercato di dare un'impressione, intanto per fare un piccolo esempio, non ci sono in questo lavoro che ho fatto, non ho inserito la Venezia famosa, quella patinata, come dicevamo prima, quella che era quella super conosciuta. Ho cercato di mettere tutta quella marginale, marginata no, ma è marginale quella dal punto di vista di caratura, quella che è forse meno bella, ma è forse quella più per certi versi vitale e meno inflazionata. Infatti qua vediamo un'altra delle immagini. Volevo dire, ecco, quando ho deciso di fare questo lavoro, questi che state vedendo sono tutti gli studi di preparazione che non ci sono dentro il libro, sono degli avvicinamenti che si fanno quando si cerca di proporre un'idea nuova, un materiale nuovo. Non è che tu fai un'illustrazione, fai un disegno, ti viene fuori bene e dici ah bello, adesso ne faccio 100. No, non è così, perché quello successivo può anche non arrivare. Pertanto, per arrivare ad avere una conformazione e una caratura visiva lineare che dia credibilità, bisogna creare degli studi, bisogna fare delle operazioni in off, chiamiamole così, fuori contesto. E più ne fai e più riesci a capire se stai facendo una cosa giusta o stai facendo una cosa sbagliata. Perciò questi che state vedendo non ci sono dentro nel libro, sono solo degli studi che ho fatto per capire se ero in grado poi in realtà di farlo, di renderlo concreto. E perciò quella che avete visto prima è una calle che si vede, è una calle in zona San Polo. Questo è un capriccio perché è una facciata che io ho preso da una semplice fotografia e l'ho rielaborata. Però quello che mi interessava non è tanto il dettaglio, ma che queste immagini avessero l'atmosfera giusta, cioè che avessero quell'abito corretto addosso, perché magari come per dire se uno va a una partita di calcio vestito da sera, no, non funziona, deve avere l'abito appropriato e viceversa. Ecco, e questo è semplicemente un processo mentale che io uso per avvicinarmi poi al prodotto finale. Io non so se conoscete l'arte contemporanea, ma Alberto quando parla io noto che non ha minimamente autoreferenzialità, non so se vi accorgete, lui non sta dicendo l'immagine deve essere come la voglio io devo parlare secondo l'immagine che deve emergere. Lui è totalmente non autoreferenziale, è proprio l'opera stessa che attraverso di lui emerge e lui deve sentirsi in grado di interpretare una idea che però non ti appartiene totalmente, è l'idea stessa che deve emergere. Quindi io trovo di Alberto questa caratteristica totalmente atipica dell'artista che secondo me è l'artista contemporaneo per antonomasia, dove non è più lui il protagonista del nostro mondo, ma è un interprete e grazie alla sua, chiamiamola genialità, al suo essere sciamano, riesce a trasmetterci quello che è la nostra realtà, perché comunque
è una Venezia che rappresenta moltissimo la nostra contemporaneità. Come vedete i muri sono sgretolati, è una città ferita, è una città che ha delle bruttezze, non è bella, quindi ha delle ferite, ma com'è più o meno un po' il concetto del nostro essere contemporaneo, non bisogna camuffare la bellezza per nascondere la ferita, ma la ferita va integrata per accettarla e comprenderla, e secondo me è un po' quello che tu fai attraverso la tua arte. Sì, cerco di renderla il più realistica possibile. Sì, avrei potuto farlo anche con un'altra città, avrei potuto farlo anche con Roma, o avrei potuto farlo anche con Firenze o con Napoli, però Venezia ha una sorta, secondo me, di caratura diversa. Non dico che sia più bella o più importante, no, non è questo il senso. Ha una sorta di barriera più alta rispetto all'omologazione che hanno altri posti. Nonostante sia, insomma, all'interno del tempo, del presente, del nostro vivere, resta comunque per la gran parte una capsula del tempo, perché insomma, se tu la sua vera forza è l'originalità, poi che sia ricevuta molto di più da chi la viene a visitare che non dagli abitanti, perché gli abitanti magari si lamentano del fatto che sono invasi dai turisti, e quelle cose lì sì, sono vere, però l'essenza della città, l'essenza di questo posto, secondo me, la rende veramente speciale.